a tutti, Ciao a ciao! tutti. Ciao, finalmente siamo online, siamo super emozionate, ammettiamolo, siamo Sì, veramente molto oggi sì. emozionate oggi, sia perché per l'argomento, ok, ovviamente oggi sapete già che parleremo di Sant'Efisio. Più che altro di tutta la festa che c'è intorno a Sant'Efisio, la tradizione, la fede, l'emozione che regala ogni volta Sant'Efisio e la Esatto. sua festa. E poi siamo super emozionate anche perché questa è la nostra ultima diretta, almeno Ultima, ultima di oggi, ultima ultima per quest'anno, per questa per questa stagione. Per questa stagione. stagione, esatto, esatto. Siamo veramente molto, molto, molto contente. E poi ovviamente ve ne parleremo anche durante il resto della puntata. Abbiamo tantissimi nuovi progetti e quindi ci sembra giusto abbandonare l'online per Esatto. finalmente vederci Di offline, persona. esatto, di persona, perché Stanno davvero, iniziando le belle giornate, è esatto, doveroso doveroso uscire. godersi il territorio. Infatti, infatti. Quindi, allora, intanto vedo che state arrivando online, quindi innanzitutto grazie mille, vedo che appunto ci state salutando, ciao, ciao Giovanna, ciao Annalisa, ciao Ignazina, ciao Alessio, fateci sapere se ci sentite bene, se appunto c'è qualche problema che noi ne abbiamo sempre avuto Sì. praticamente, Vabbè, quindi il bello insomma, della diretta, esatto. quindi Esatto, esatto, perfetto. Facciamo un'ultima presentazione, dai, così, giusto perché ancora non ci conoscono. Visto e considerato che state cominciando ad arrivare online, ci ripresentiamo. Sì, io sono Claudia. io sono Barbara. Esatto, e nel caso qualcuno ancora non l'avesse capito o speriamo oggi ci siano persone nuove, noi abbiamo creato Genna Tours, io sono una guida turistica. Tu dai, oggi presentati tu, visto che ogni volta io ho dato un nome diverso. Vai, presentati tu. Nomi, no, mansioni Mansioni, diverse. mansioni Io sono diverse. Barbara, sono tutto fare. Esatto, esatto, esatto. Lei è la factotum, in gergo tecnico, e quindi amiamo la Sardegna, amiamo raccontare la Sardegna e portarvi in giro. Ah, dobbiamo salutare Enrico. Ciao Enrico. Ciao Enrico, ciao! E quindi ovviamente non vediamo l'ora di portare Enrico e tutti quanti gli altri in giro per la Sardegna. E appunto abbiamo creato questo progetto, l'Aria Buona di Genna Tours, proprio perché in un momento in cui non potevamo, Impossibilitate. esatto, esatto, non potevamo farlo dal vivo, e ovviamente vi abbiamo dovuto raccontare la Sardegna e vi stiamo raccontando la Sardegna ogni settimana durante una di queste dirette. Ad ogni modo vi vedo presenti, vi vedo numerosi, quindi allora direi di buttarci, ci buttiamo proprio a Iniziamo. raccontarvi. Innanzitutto perché abbiamo scelto di raccontarvi di Sant'Efisio della celebrazione? Perché domani, che è 1° maggio, si celebrerà la 365esima edizione di Sant'Efisio, diciamo della festa di Sant'Efisio. Perché appunto chi era Sant'Efisio? Ora chiaramente sei curiosa anche di sapere. Ciao, ciao Daniela, ciao Stefano, ciao Anne-Marie. Anne-Marie ci segue dalla Nuova Zelanda, quindi siamo felicissime che ci sia anche tu oggi. Come dicevo, stiamo parlando di Sant'Efisio, che è un santo a noi molto caro proprio a tutta la Sardegna. E quindi appunto raccontiamo innanzitutto la storia. Quindi chi era Sant'Efisio? Sant'Efisio era un uomo, è stato un martire, è nato ad Antiochia, che praticamente è tipo l'Asia Minore, esatto, nel 250 d.C. Lui, come tanti altri, fu reclutato ovviamente
diciamo, lottare contro i cristiani, nel senso che ovviamente a quell'epoca ancora i cristiani Era un venivano, soldato. esatto, era un soldato e venivano perseguitati i cristiani, e di conseguenza lui appunto partì, arrivò in Italia, inizialmente a Benevento, e poi diciamo fu durante una delle tante situazioni in cui appunto lui stava lottando, stava comunque facendo il suo lavoro, venne appunto folgorato, diciamo, dalla presenza di Dio, quindi sentì la presenza di Dio e la sentì proprio addirittura, non solo vide una croce, ma la vide anche sul palmo della mano, ok? E quindi a quel punto venne poi successivamente mandato in Sardegna, dove poi invece lui si ritrovò dall'altro lato, ok? Venne lui perseguitato in quanto appunto cristiano, e di conseguenza dopo tutta una serie di vicissitudini di vari personaggi che cercarono di torturarlo per fargli dimenticare la sua fede cristiana, alla fine venne poi imprigionato nelle carceri, diciamo, che oggi noi le chiamiamo proprio le carceri di Sant'Efisio, che appunto sono a Cagliari, a fianco alla chiesa di Sant'Efisio. Adesso vi faccio vedere anche la foto di queste della prigione dove lui fu aspettate, scusate, ecco, dove lui fu appunto, rimase per parecchio tempo imprigionato qui. Questa appunto è una foto dove oggi c'è l'altare, ok? E scusate, questa è già la foto della... E questa appunto è dove la prigione piccolina, vedete c'è una statua piccolina appunto rappresentante Sant'Efisio, e proprio qui questa appunto è la prigione. Lui rimase lì per parecchio tempo e poi infine venne portato da Cagliari sino a Nora, ok? Dove fu decapitato. Lì appunto a Nora infatti troviamo proprio una chiesetta che è stata costruita proprio nel luogo dove lui è stato martirizzato. Adesso vi facciamo anche vedere il tragitto che lui fece dal carcere appunto di Sant'Efisio sino a Nora. Che è il percorso appunto che si fa in processione, ma esatto, ve lo racconteremo dopo. e infatti, è proprio perché appunto è stato, eccola qua, adesso ve lo facciamo vedere, scusate, proprio perché appunto, come vi dicevo, durante la celebrazione ripercorriamo ogni anno tutta quanta questa strada. Come vedete, non so se aspettate, provo ad ingrandirlo poco poco. Ecco, vedete appunto che parte da qui, dal carcere, vedete c'è il mouse sopra, e poi arriva sino giù a Nora, che è praticamente a Pula, ok? Appunto dove c'è la chiesa. Ora, cosa è successo successivamente, diciamo, a questo momento? Appunto, diciamo, è stato un martire come tanti altri, voi potrete dire. Ma a quel punto che cosa è successo? Chiaramente, successivamente, poi finalmente il cristianesimo è diventata la religione principale, e di conseguenza tutta una serie di martiri sono stati fatti santi. Ma non finisce lì. Perché che cosa è successo? Appunto, lui muore il 15 gennaio del 286. Parecchi secoli dopo, per la precisione nel 1538, nasce a Cagliari l'Arciconfraternita del Gonfalone, ok? Che appunto aveva l'obiettivo di portare avanti il culto del santo, ed effettivamente l'hanno fatto decisamente molto bene. Perché? Cosa è successo? Succede che nel 1652
quindi praticamente quasi un secolo dopo, Esatto. diciamo, la nascita di questa arciconfraternita, nel 1652 ci fu all'improvviso una serie di vicissitudini in Sardegna, tali per le quali loro furono costretti a invocarlo. Quali furono? Furono innanzitutto cominciarono con una serie di uno stormo di cavallette che distrusse completamente le messi, diciamo, tutti il raccolto, e quindi praticamente già i sardi erano già distrutti così, perché appunto arrivavano tutte quante queste cavallette, non avevano praticamente più di che mangiare. Non contenti di ciò, a un certo punto, tramite una nave che arrivò a Porto Conte, ad Alghero, nel Nord Sardegna, arrivò un morbo, ok? Arrivò la peste vera e propria, che nell'arco praticamente di un anno arrivò, esatto, decimò la popolazione, arrivò sino al sud, sino a Cagliari, ok? Non so se vi ricorda qualcosa questa situazione, diciamo, dove appunto c'erano prima le cavallette, poi questo morbo che uccide tutti, diciamo che è un po' simile al 2020, diciamo. Ahimè, però la carta del voto ce la siamo già giocata a suo tempo, non ce la possiamo rigiocare evidentemente. Ad ogni modo, quello appunto che è successo è stato che il 4 marzo del 1656, quando praticamente a Cagliari si stava arrivando a un picco di 200 morti giornaliere, e l'Arciconfraternita insieme al viceré dell'epoca fecero un voto, ok? Fecero un voto e un giuramento in cui appunto quello che loro chiesero a Sant'Efisio di salvare la popolazione da questa peste e lo fecero e appunto promisero che nel momento in cui, se questo fosse successo, se quindi effettivamente lui avesse fatto la grazia, gli promisero di celebrarlo per tutti gli anni a venire. Ed effettivamente diciamo che stiamo mantenendo la promessa su per giù, perché comunque abbiamo dall'anno successivo in poi, proprio perché la peste poi terminò con la chiusura del 1656, già nel 1657 venne scelta, appunto cominciarono subito a fare la celebrazione, e loro appunto per celebrazioni intendevano proprio che avrebbero fatto la Santa Messa, avrebbero portato il santo, gli avrebbero fatto ripercorrere tutte le sue ultime ore, diciamo, tutto il percorso, quindi tutto il percorso del suo martirio, sì, e poi l'avrebbero riportato e solo in quel momento il voto sarebbe stato sciolto. Ma che voi sappiate, ci furono altri voti per Sant'Efisio o fu soltanto questo? Vediamo un po' cosa ci dite, vediamo, dateci qualche commento. Ecco, Annemarie si ricorda la leggenda, esatto, appunto proprio perché quando siamo state a Chia, perché Annemarie è stata una nostra bellissima turista che abbiamo portato anche a Chia, e quindi poi chiaramente nel percorso gli abbiamo raccontato anche questa storia. Matilde dice no, solo questo, e invece no, Matilde, ci sono ben altri due voti che sono stati fatti a Sant'Efisio, e che sono stati, e Sant'Efisio ci ha fatto altre due grazie, ed è questo uno dei motivi per cui chiaramente tutti quanti lo amano. Il secondo voto fu fatto nel 1720 perché Sant'Efisio apparve in sogno al viceré Saint-Remy, esatto, proprio quello del bastione per intenderci, ok, e quindi venne portato appunto, lui lo sognò e sognò che ci sarebbe stato un tentativo di avvelenamento dei pozzi del castello, ok, immaginate appunto il castello
proprio quello che oggi chiamiamo Castello, appunto del quartiere Castello, che chiaramente all'epoca l'acqua era alimentata da dei pozzi, nel senso che ovviamente loro non avevano ovviamente sorgenti lì, e quindi chiaramente l'approvvigionamento dell'acqua tramite i pozzi era fondamentale, e il viceré sognò Sant'Efisio che gli diceva stai attento perché stanno tentando di avvelenare i pozzi, e questo tentativo fu diciamo, sventato, ecco non mi veniva il termine, sventato, e di conseguenza ogni giovedì santo. Esatto, ogni giovedì santo, quindi prende il giovedì prima della Pasqua, la statua viene portata in processione per le 7 chiese e viene quindi sciolto questo voto, ok? Ma attenzione, non è neanche solo questo, c'è un terzo voto, esattamente, c'è un terzo voto che fu fatto nell'anno più avanti, nel 1780 forse, intorno a quegli anni lì. Sempre per il periodo. Per il lunedì dell'angelo. Esatto, in questo caso viene celebrato a Pasquetta, ok? Esatto. E viene fatto perché ci fu un attacco, un tentativo di attacco da parte delle truppe francesi che stavano cercando di arrivare appunto a Cagliari, ma Sant'Efisio venne portato grazie al voto che fece una suora. No, al sogno. Sì, la suora fece un altro sogno dove Sant'Efisio diceva vabbè, invocatemi anche stavolta che non vi preoccupate, vi aiuto io. Più o meno il concetto era quello, probabilmente lo disse con parole un po' più... Penso di sì. Ad ogni modo, comunque, questa suora chiese, appunto, spiegò che bisognava invocare Sant'Efisio, quindi portarono la statua di Sant'Efisio su uno dei bastioni della città che dava sul porto, e a quel punto finalmente venne sventato anche questa. Esatto. E quindi cosa succede? Che portano la statua dalla chiesa direttamente in cattedrale. E quindi ecco, questo è quanto. Come vedete, esatto, ci sono ben 3 voti. Ora, ovviamente noi ci concentreremo sulla soluzione del primo voto, diciamo quello che noi consideriamo più importante, anche perché è il più antico, ok? È quello che sicuramente principalmente anche coinvolge anche in maniera emotiva tutti i sardi. Perché questo? Perché già ormai più o meno dal 1800, no, forse anche da prima, venne coinvolta non solo Cagliari, che inizialmente principalmente era l'Arciconfraternita che ci pensavano loro a sciogliere questo voto, ma pian pianino venne coinvolta l'intera Sardegna, ok? E quindi quello che succede è che ogni anno per il 1° vengono delle rappresentanze di ogni paese per celebrare e quindi precedere Sant'Efisio e fare una vera e propria processione prima che lui esca dalla chiesa. Tutti quanti queste persone vengono vestite come ci si vestiva all'epoca, ok? Quindi come, diciamo che ricordano e rappresentano quello che era la vita dell'epoca. E quindi appunto noi oggi quello che andremo a fare è andiamo a vedere un pochettino in cosa un consiste. Viaggio nel tempo. Esatto, un viaggio nel tempo, appunto lungo tutto quello che noi chiaramente possiamo permetterci di ricordare, e quindi ovviamente da Anne-Marie, ciao 1° maggio, benissimo Anne-Marie, quindi è bellissimo perché tu stai già celebrando Sant'Efisio, esatto. Ok, quindi a questo punto vogliamo partire con appunto una delle celebrazioni, diciamo, togliamoci subito questo pensiero. Voi sapete bene che sfortunatamente domani non potremo celebrare per la terza volta nella storia, e non potremo celebrare Sant'Efisio, nel senso che il voto verrà sciolto ugualmente.
ma noi non potremmo essere presenti, nessuno, diciamo, delle persone. Il popolo non ci potrà. Esatto, il popolo sfortunatamente non ci potrà essere. Dico la terza volta perché un'altra è quella dell'anno scorso e un'altra volta ancora è quella del 1943, dove all'indomani del bombardamento durante la seconda guerra mondiale venne comunque organizzata proprio in fretta e in furia una processione e quindi chiaramente venne comunque portato, venne comunque sciolto il voto. Ora noi ci siamo procurate, grazie a Sardegna Digital Library, il video che vi vogliamo mostrare, dove vi vogliamo mostrare appunto come era stata vissuta in quell'occasione, ok? Allora, un istante. Ok. E nel frattempo, mentre scorrono queste immagini, vogliamo leggervi il brano di Antonio Ballero, che è un giornalista nonché appunto della famiglia dei Ballero, che è sempre, come sapete bene, diciamo, sono una delle famiglie che organizzano esatto, che organizzano e partecipano attivamente alla processione e di conseguenza appunto lui ci ha raccontato comunque le testimonianze, quello che comunque era successo. Si parlava sottovoce, in fretta, si dicevano poche parole, bisbigliate all'orecchio, ed era un viavai silenzioso, quasi di fantasmi. Dalla chiesa alla piazzetta, dalla piazzetta alla chiesa, dove le donne in pianto stavano per ore genuflesse e si udiva anche quel pianto. Poco prima esse avevano raccolto il simulacro dai piedi dell'altare. Era caduto dalla nicchia ed era rimasto bocconi, tra candelabri rovesciati, frantumi di vetri e ceri spezzati. Nel tempio di Sadorno, sconvolto dalle esplosioni, si camminava su un tappeto di calcinacci, tra statue mutilate e sottoquadri in bilico. Il simulacro poteva dirsi intatto, sebbene mostrasse delle ammaccature in più parti e avesse scheggiato il naso. Quando lo si raccolse e lo si mise in posizione eretta, una mano pietosa cercò invano di sanare la ferita sul viso e vidi quella mano tremare. Qualcuno si curvò un po' più in là e raccattò un oggetto che riluceva. Era l'aureola argentata. Gliela infilò sul capo, ma non si fu capaci di farlo con precisione. Rimase di traverso, dondolante a ogni sobbalzo. E poi Sant'Efisio uscì, s'affacciò sulla piazzetta, l'aureola sulle 23, il naso rotto. Nella piazzetta l'incubo del silenzio si fece pauroso, agghiacciante. Era un silenzio che aveva un odore mai sentito, penetrante, insopportabile, misto di lacrime e di polvere, di fiori e di calce, di ceri spenti e di cadaveri senza sepoltura, dei cadaveri ancora sotto le macerie. Non ricordo più come, non so dire più come. La veste rossa del santo scomparve sotto un'altra veste. Il santo indossò la veste di guerra, la veste fatta di carta da lettera, di biglietti da visita, di banconote e di fotografie. Non so dove trovarono gli spilli, davvero non saprei. Certo è che in un attimo il simulacro apparve avvolto nell'eccezionale manto e di fogli da 100, da 500, da 1000 si mescolavano ai pezzi di carta, ai bigliettini, alle fotografie. Sì. Si mescolavano i pezzi di carta, i bigliettini, alle fotografie, pezzi di carta e biglietti con frasi scritte a matita, con il nome di un soldato, l'indirizzo di una zona militare, l'invocazione di una madre, la preghiera di un figlio, fotografie di avieri, di marinai, fotografie di giovanotti in uniforme e di traverso, vergata una dicitura breve. E in Africa, si trova in Russia, Sant'Efisio, proteggilo, Sant'Efisio, fa che ritorni. Non erano ancora le 8 quando il simulacro mosse dalla piazzetta di Stampace. La gente era venuta dai rifugi, dalle grotte, dai giardini pubblici, dall'anfiteatro, dai villini di Viale Merello, trasformati in ufficio.
dalla parte della città meno colpita e dove si tentava di far continuare in un modo qualsiasi la vita. Chi aveva dato, chi diffuse la notizia, si era saputo, ecco, che Sant'Efisio sarebbe partito di buon mattino, prima delle ore pericolose. Eccoci. Benissimo, scusate, io mi sono anche commossa perché comunque è una storia molto, molto bella e molto sentita. È molto toccante, soprattutto in questo momento, secondo me, perché è brutto non poter accompagnare Sant'Efisio, è brutto non poter festeggiare, perché che se ne dica, è vero che noi siamo vicini col cuore, è vero che noi preghiamo, è vero che la speranza c'è, però è vero che noi vorremmo essere lì, è vero che sarebbe bello poterlo accompagnare come sempre e festeggiare, sentire l'odore che si respira a Sant'Efisio, il rumore delle tracas, il rumore dei bambini che corrono, i canti, tutto quello che è la festa di Sant'Efisio. E anche quest'anno, per la seconda volta, non lo sentiremo ed è una mancanza molto grande. Benissimo, quindi a questo punto vogliamo raccontarvi di come funziona quindi la celebrazione. Allora, innanzitutto partiamo dalla vestizione che avviene il 29 di aprile, ok? Cioè, ovviamente, come potete immaginare, non viene Non fatto è- direttamente. No, no, la vestizione è il 29. Ah, quello è il 30, scusa. Esatto, esatto. Scusami. Allora, dicevamo, quello che succede è che ovviamente bisogna preparare il santo. A farlo ci pensano le consorelle, che oggi vi faremo vedere. Ehm, Appunto, vi facciamo vedere innanzitutto, direttamente ve lo facciamo dire da loro come funziona e che cosa fanno esattamente. Do Besteus, Prima do Olimpias do bem, Tubé, do Besteus. Destruirá. La gente non ha che mai É, la salsa crema. Mas do Besteus faz o seu Sabrei que são rosário. rosários. Sì. Eccoci. Mi sta ancora prendendo in giro perché mi sono commossa, capito? No, Allora. anche a me anche a me Sant'Efisio mi fa emozionare. Ok, quindi quello che fanno le consorelle, come avete visto, l'hanno raccontato in sardo, spero abbiate letto i sottotitoli. Ad ogni modo, le consorelle fanno parte dell'Anciconfraternita e sono coloro che si occupano di riorganizzare diciamo, preparare il santo, quindi lo lavano, gli mettono addirittura una crema e poi lo vestono con i vestiti della festa, perché quando Sant'Efisio uscirà avrà chiaramente gli abiti della festa. Solo successivamente, quando arriverà nella prima tappa a Giorgino, Sì. viene spogliato e gli vengono messi gli abiti da campagna. Esatto, da campagna, quelli diciamo per il viaggio, ok? Quindi quello che poi succede nel frattempo, quindi avete visto le consorelle. Parallelamente, mentre loro stanno facendo questo lavoro, il presidente dell'Arciconfraternita e il tesoriere provvedono ad andare a prendere l'oro dalla banca. Voi direte Esatto. cosa c'entra una banca in questa cosa bellissima? Ebbene sì, ebbene sì. Quello che succede è che chiaramente Sant'Efisio negli anni è diventato sempre più importante e sono stati fatti tanti altri voti a Sant'Efisio di persone singole. Grazie a ricevuta. Esatto, e quindi la grazia, cioè quando appunto veniva data la grazia, veniva ricevuta la grazia, ovviamente le persone cioè davano dell'oro, ok? Poi chiaramente c'era anche chi invece magari decideva di fare il cammino, ok? E portarlo e camminare dietro alla statua per tutto quanto il tempo. Altrimenti invece quello che succede è che appunto durante i secoli è stato dato tantissimo oro. Quindi il tesoriere, che è proprio una persona specifica
dell'Arciconfraternita, provvede a prendere l'oro insieme al presidente dalla banca e portarlo. Vi facciamo vedere qualche foto, ok, di quale oro stiamo parlando, ok? Allora, datemi un istante. Adesso provvediamo subito a farvelo vedere. Allora, È ecco talmente qua. tanto. Esatto, esatto. Allora, vi facciamo vedere innanzitutto appunto loro e poi vi facciamo vedere anche di chi stiamo parlando. Sì, vediamo Chi è. quelli più Allora, ecco, questo è chiamato il pendentif ed è un medaglione in oro giallo donato da Maria Teresa d'Austria, cioè, a suo tempo, stiamo parlando veramente di secoli fa, che appunto lo donò a Sant'Efisio, ok? Mentre qua abbiamo l'aureola, questa è l'aureola proprio che viene messa sul capo, e la palma che appunto che lui regge in mano. Ora, questi due erano stati realizzati dall'artigiano Giovanni Carta nel 1956 per la 300ª edizione della celebrazione di Sant'Efisio. Per fare questi due simboli importanti, certo, appunto l'aureola e la palma, furono fusi tutti quanti gli ex voto che erano stati regalati dalle persone appunto a Sant'Efisio, coloro che avevano ricevuto la grazia, che appunto avevano dato chi magari una collana, chi un anello, chi qualcosa, e quindi furono fusi. Quindi immaginatevi la grandezza, stiamo parlando che l'aureola è bella grande, quindi immaginatevi la quantità enorme di oro e che appunto il vescovo insieme all'Arciconfraternita decisero di fonderlo tutto e realizzare questi due simboli così importanti, in modo tale che appunto tutti quanti possano dire, tutte le persone che hanno donato quell'oro negli anni e nei secoli possono accompagnare il santo ancora oggi. Ok. Quindi eccoci qua, quindi abbiamo detto il 30 di aprile, quindi praticamente oggi, c'è la fase conclusiva del rito, ok? Quindi viene fatto un rosario e poi vengono fatti indossare appunto al santo tutti quanti questi ori di cui vi abbiamo parlato. Quindi il tesoriere, oltre chiaramente al pendentif, poi magari scelgono anche delle altre cose, ogni anno se ne scelgono di diverse tipologie tra tutto quello tra cui loro possono scegliere, e lo vestono, gli fanno indossare questi ori e lo affidano, quindi il presidente dell'Arciconfraternita affida il santo ai collaterali. Chi sono i collaterali? I collaterali sono due persone, due fratelli, diciamo, dell'Arciconfraternita, che accompagnano e che sono gli unici autorizzati da quel momento in poi, autorizzati a toccare la statua del santo, ok? E loro lo posizionano all'interno del cocchio, che poi attraverso questo cocchio lui verrà portato sino a Nora, e poi saranno gli unici che saranno autorizzati a fermare il cocchio, lo accompagneranno cammin facendo, quindi a fianco al cocchio per tutta quanta la strada. Saranno gli unici che qualora qualcuno voglia fermare il cocchio e voglia chiedere una grazia o ringraziare per grazia ricevuta, loro gli chiedono, lo fermano e loro sono gli unici che possono aprire le antine e prendere l'oro che magari qualcuno gli sta regalando o qualsiasi altra cosa e metterlo all'interno del cocchio, ok? Perfetto, e quindi questo appunto, queste sono le cose principali. Quello che poi succede è direttamente il 1° maggio. Quindi innanzitutto adesso andiamo a vedere le figure di cui vi stiamo parlando, ok? Quindi allora, innanzitutto vi dovevo far vedere la confraternita. Allora, aspettate, ecco, questa è la confraternita. Diciamo, questa è una parte esatto, dei confratelli, che appunto li vediamo, vedete, loro sono vestiti, aspettate che forse si vede un po' piccolino,
Ah no, scusate. Vabbè. Comunque loro sono i confratelli appunto che fanno parte dell'arciconfraternita che vi dicevo del Gonfalone e loro sono vestiti esattamente come si vestivano all'epoca quando l'arciconfraternita fu fondata, ok? E quindi mentre poi aspettate abbiamo anche gli altri, aspettate vi faccio vedere la console. Scusate. Va bene. No, allora, ok, scusate, mi sono un attimo persa Vabbè, il... tanto possiamo vederlo anche dopo. Ok. Eccola questa, scusate. Abbiamo proprio il video. Abbiamo proprio il video delle consorelle che camminano durante la processione, seguite appunto dai confratelli, perché ovviamente anche loro vanno in processione. Ecco, vedete, queste sono le consorelle e sono seguite subito dietro dai confratelli. Eccoci qua. Ok, perfetto. Ecco che quindi a questo punto finalmente arriviamo al primo maggio, quindi a domani. Cosa sarebbe successo domani se stessimo vivendo una giornata normale, un anno Di festa. Esatto, un anno normale. Allora, innanzitutto abbiamo su Carradori che è colui che prepara i giochi, ok? Lui è vestito sempre da una giubba rossa, adesso ve lo facciamo vedere. E su Carradori praticamente è colui che lui prepara prepara il gioco, quindi con i buoi, perché saranno i buoi che porteranno Sant'Efisio, ok? Trascineranno il cocchio. Quindi a questo punto loro appunto preparano, diciamo, portano il cocchio nella chiesetta, ok? E poi successivamente il terzo guardiano, che è una figura diciamo che fa parte della guardiania, che sarebbe quelli che erano i nobili dell'epoca, ok? Che insieme all'arciconfraternita organizzavano sempre tutto. Queste terminologie sono rimaste, anche se adesso non abbiamo più i nobili o altro, semplicemente sono le persone che si interessano direttamente. Il terzo guardiano è colui che si organizza si occupa dell'intera organizzazione della celebrazione, ok? E lui si reca a palazzo e va a prendere l'alternos. Ora, chi è l'alternos? L'alternos è una figura molto particolare in quanto è la figura. Allora, innanzitutto vi facciamo vedere il terzo guardiano, perché durante la processione lo riconosciamo perché porta la bandiera, che è questa, ok? E lui appunto porta, diciamo, la bandiera con scritto appunto guardiania, e lui appunto è l'organizzatore. L'Alternos è una figura molto particolare in quanto rappresenta la municipalità. Esatto. Per tutti i 4 giorni della festa rappresenterà la municipalità di Cagliari. Esatto, cosa significa? Significa che sostanzialmente quando, chiaramente, immaginatevi all'epoca, non è che il viceré, che, diciamo, perché l'alternoso doveva rappresentare il viceré, quindi colui che aveva fatto il voto, ok? Però ovviamente il viceré non si poteva mettere e fare 4 giorni in camminata sino a Nora al ritorno, perché ovviamente si tratta del fatto che questa celebrazione dura 4 giorni. Sant'Efisio esce il primo, il 2 arriva a Nora, il 3 riparte e torna il 4, ok? Quindi ovviamente potete immaginarvi che comunque è una situazione in cui il viceré non ci si poteva mettere, anche per questioni di sicurezza vera e propria, ok? Di conseguenza dava il ruolo a una persona che l'avrebbe rappresentato, e quindi questo era l'alternos.
ok? E questo appunto, in questo caso chiaramente, siccome la particolarità della celebrazione di Sant'Efisio è che va da... che ancora oggi lega la parte religiosa con la parte civile, ok? Il sindaco, che dovrebbe essere, diciamo, il diretto discendente del viceré, dà lui l'ordine a una persona scelta, che appunto è l'alternos, che si occuperà di portare il santo, ok? In questo caso abbiamo l'alternos di qualche anno fa, e poi qui abbiamo per la prima volta nella storia Raffaella L'Ostia, che è l'alternos femmina, che è stata nel 2019, nel 2018, 2 anni fa. nel 2019, sì. nel 2019 appunto abbiamo avuto per la prima volta in 362 anni di storia della celebrazione di Sant'Efisio, abbiamo avuto anche un'alternos femmina. Donna. Esatto, appunto, quindi ovviamente non potevamo mancare di farvela vedere, giustamente. Quindi, ad ogni modo, cosa succede? L'alternos quindi va dal comune, va in chiesa, fanno la messa e poi finalmente sono pronti a portare il santo. Chiaramente cosa succede? Che ovviamente l'intero popolo deve precedere il santo, quindi deve andare prima, deve camminare prima. E quindi ecco che partono tutta una serie, adesso vi racconteremo appunto tutti quelli che ci sono e che precedono prima. Leggi, Quindi abbiamo, perché è lunghissima la esatto, lista dei la lista, ve la leggo personaggi. direttamente: gli strumentisti, quindi che sono Sì. i suonatori di Launedas, le tracas, poi di nuovo gli strumentisti, poi le associazioni che camminano a piedi, gli strumentisti ancora, i cavalieri, i miliziani, l'arciconfraternita, la guardiania, l'alternos, i confratelli e Sant'Efisio, ok? Poi il popolo che li vuole seguire. Quindi adesso, come vedete, appunto, adesso chiaramente vi andremo a far vedere. Entriamo nel vivo esattamente della processione. Esatto, perché appunto andremo a farvi vedere innanzitutto gli strumentisti, quindi coloro che suonano le launedas. Ok, adesso vi faccio sentire e poi andiamo anche a vedere. Oh, ok, credo che ci fosse qualche problemino nell'audio. Quindi però vi siete fatti un po' un'idea di quello che erano appunto i suonatori di Launedas, che sono i suonatori di Launedas, esatto. Quindi adesso invece voglio farvi vedere le tracas, che sono, adesso le vedete direttamente. Ve le faccio innanzitutto descrivere e presentare, esatto, Dall'ospite speciale. dall'ospite di oggi. Allora, aspettate un istante, anzi prima vi faccio vedere direttamente il video delle tracas del 1955.
Ok, credo che si sia bloccato il video e l'audio. Probabilmente forse non c'era, non avete sentito. Mi dispiace. Ad ogni modo, comunque, vi facciamo subito vedere l'ospite speciale che è Argentina Usala, che è una donna di 85 anni che si è prestata, appunto, si è fatta intervistare da noi perché quello che volevamo fare durante la puntata di oggi era farvi raccontare questa storia da chi l'ha vissuta non in prima linea, come potevano essere appunto un Alternos o la Guardiania o altro, ma da chi invece l'ha vissuta esattamente come la potevamo vivere noi, semplicemente lei però sfilava con l'abito sardo. E quindi ve lo facciamo raccontare direttamente da lei, appunto, che ci ha raccontato tutta quanta la storia, inclusa anche appunto le tracas. No, il capogruppo aveva iniziato con la tracca. Essendo un agricoltore diretto, già all'inizio che si era incominciato a parlare di questi agricoltori diretti, allora, essendo un grandissimo proprietario, il padrone del gruppo, gli avevano detto: perché non ti inventi un gruppo folcloristico, capito? È stato inventato così, suggerito dall'ente turismo, però anche dagli agricoltori diretti. Ok. E quindi lui aveva cominciato a Ha incominciato con Sadracca, però siccome Sadracca era troppo impegnativa, ci voleva più di una settimana per prepararla. per farla, dovevi cercare, adesso magari ci mettono i copriletti fatti a uncinetto, invece prima si mettevano solo i tappeti sardi antichi. Quindi c'era il lavoro di ricerca, magari devi cercare i Le tappeti. lenzuola più belle che avevano in quella data, ma non questo che mettono adesso, tutto copriletti fatti a uncinetto, tutte queste cose. Sarà che a me non piacciono perché ho conosciuto quelli. Come era prima. Certo, Capito? ho capito. Quindi a Semini ha iniziato Quindi a è stato partecipare iniziato solo con la con... tracca, poi piano piano, siccome la tracca era troppo impegnativa, Certo. non bastava una settimana per addobbarla, per cercare tutte le cose adatte che c'erano, capito? Poi dovevi cercare i buoi, i padroni, i buoi non ne aveva il capogruppo, capito? Quindi dovevi prenderli in affitto da un altro. Certo. Ed erano spese enormi anche. Ci davano, vabbè, io non l'ho mai preso e come me anche altre, ci davano 1000 lire a sfilata. Dai. Andavamo a tante fisi, eravamo 50, davano 50.000 lire Caspita. per dare a ciascun costume, 1000 lire a ciascun costume. Io non l'ho mai preso perché, anche se eravamo giovani, però capivamo che l'impegno che ci metteva il capogruppo Lo davate al capogruppo? non bastavano quei Certo. soldi. Allora noi abbiamo detto: noi andiamo per divertimento, non ci interessano le 1000 lire. È bello. Bello così. Beh, certo. Lo E spirito. allora è subentrato un po' di interesse Giusto. anche dei ragazzi che venivano, uomini e donne. E sei un po' E sai, i rovinato. soldi fanno sempre bisticciare. Sì, è vero. Non è vero. Però Peccato. era bellissimo, mi ricordo sempre, perché se non avevi molto oro non ti volevano. Dai, ma a Sant'Efisio o non Sempre avevano loro proprio nel... Sant'Efisio. Togli addobbi. Ma non ti volevano neanche nel gruppo folcloristico, no? No. Ok, eccoci. Quindi, come vedete, appunto, stiamo scoprendo un pochettino che cosa significa far parte di un gruppo folcloristico. Sono informazioni che abbiamo già avuto grazie alla puntata con Melania Lai, del gruppo che appunto tuttora fa parte del gruppo folk di Siurcus Donigala.
però appunto diciamo sono al vederlo già all'epoca, comunque vedere anche tutto il discorso per esempio dell'oro e del fatto che comunque bisognava avere tanto oro all'interno del costume, perché comunque era una cosa molto importante, Molto sentita. esatto, molto sentita, e celebrare il santo significava anche portare esattamente tutto quanto quello Signora che era. Argentina faceva parte del gruppo di Assemini, quindi Esatto, esatto, lei ci tiene a dirlo perché ovviamente anche lei fa parte di sé, lei è seminese, e quindi esatto, comunque avevano proprio fondato il gruppo folcloristico di Assemini proprio nel momento in cui lei è entrata, ok? Come appunto come stava spiegando, ci ha raccontato che appunto era stato grazie alle Traccas. sì, diciamo, al proprietario terriero che aveva fatto le Traccas, eccetera. E poi, ad ogni modo, quindi ci sono tutta una serie di Traccas, quindi di gruppi folcloristici, ognuno di ogni paese, che con il carro, come avete visto nel video prima, del 1955, esattamente succede tutt'oggi la stessa cosa, appunto ci sono tutti quanti i carri, ognuno che rappresenta e che appunto porta i tappeti sardi e Addobbati come se esatto. fossero dei paesi che si spostano all'interno di una tracca. C'è tutto quello che rappresenta all'interno della tracca, i tappeti, i piatti tipici, un po' di tutto. Anche se la signora Argentina non era molto d'accordo. No, non era d'accordo. Non era perché voleva d'accordo sui solo- piatti tipici, lei voleva solo solo tappeti. sardi. Che appunto, perché ovviamente lo fai non per portare in giro il tuo paese, ma lo fai esclusivamente per onorare il santo. Quindi diciamo, certo che poi ovviamente lentamente negli anni e nei secoli la celebrazione di Sant'Efisio si è trasformata anche in un modo per far conoscere l'intera Sardegna, perché, e questa è una cosa che anche noi diciamo sempre Sì. comunque ai turisti, se vuoi conoscere la Sardegna, vieni il primo di maggio e hai il modo di vederla tutta intera, tutta lì nelle vie del centro di Cagliari. Esatto. Ad ogni modo, successivamente Dopo le Traccas, dopo le Tracas partono le associazioni che invece, appunto, sempre i gruppi folcloristici che però seguono a piedi, ok? Quindi adesso in vi abito facciamo, sardo. esatto, adesso vi facciamo raccontare, anzi innanzitutto ve le facciamo vedere, ok? Vi facciamo vedere appunto alcune immagini dell'abito e soprattutto di come vedete, queste sono proprio foto che ci ha dato la signora Argentina, che appunto ci ha mostrato, queste appunto sono degli anni 70. Ok, come vedete, appunto c'è a Semini, appunto questo chiaramente era del gruppo suo, questa tra l'altro, questa che vedete qui che sto circondando, questa è la signora Argentina che il giorno, come ha detto lei, era in borghese. Ecco, quindi ecco, abbiamo qua appunto, come vedete, sfilano non solo gli adulti ma anche i bambini, che generalmente sono quelli che passano prima e che Sì, appunto... perché come ci ha spiegato signora Argentina, si va proprio in ordine di altezza. Esatto. Quindi i bambini chiaramente sono i primi, portano lo stendardo appunto che indica di quale paese fai parte, e poi eccoli qua appunto che sfilano. Bellissime immagini. Sì, questi appunto sono loro del gruppo folk, questa appunto è la signora Argentina con uno dei buoi, una volta che loro sono arrivati a Pula. Ecco qua vedete sono anche in bianco e nero, queste forse sono anche più antiche perché infatti lei qua è più giovane. Eccoci qua, perfetto. Ecco, quindi adesso vi facciamo raccontare appunto da lei che cosa è successo, com'è che appunto loro sono passati da partecipare solo con le Traccas invece poi a seguire, cioè precedere il santo a piedi. Allora, un istante, no, scusate, ho sbagliato. Eccoci qua. Che poi c'era avete smesso diciamo di fare il carro, La sfilata a piedi. avete cominciato a sfilare a piedi? Sempre deciso dal capogruppo Certo. di sfilare a piedi. E poi diceva che quando sono arrivate le ragazze, quelle più giovani, c'era meno rigore, insomma voi li dovete insegnare, ma perché che Negli regole ci ultimi sono? anni c'era meno rigore, però io ho vestito proprio negli anni che c'era questo rigore, a quello si chiamava
mi ricordo come si chiamava quella signora, era una signorina ma proprio svelta e sfacciata, mica si vergognava di dirtelo davanti agli altri. No, Caspita. tu se non ti togli il rossetto non sfili, non sfilavi perché ti toglieva dalla sfilata. Aiuto. E quindi che cosa... Ma c'era solo questa, diciamo, di regola o anche Sì, nella... questa che era messa dall'entetulismo, capito? Era una responsabile, Adesso sì. una responsabile, doveva farlo per forza. Era un ordine che lei riceveva dall'entetulismo, capito? Certo. No, Però anche adesso, perché per esempio, le vedo ce che ne a volte sono usano anche... esagerate, diciamo la verità, ce n'erano esagerate. Allora, con l'esagerazione la cosa è passata anche agli altri. Certo. Per esempio, adesso so che c'è una cosa delle scarpe, che non bisogna avere le scarpe col tacco. Come? Le scarpe con il tacco, con il Sì, tacco le alto. scarpe con il tacco, non tacco spillo, dovevano essere nere con le calze bianche Ah, ecco, ecco. e poi le abbiamo rivestite. Ci avevano dato il permesso di rivestire le calze del costume. uguale alla banda della gonna. Ah, ho capito, ho capito. Io ero andata in Turchia, sempre col gruppo, e quelle scarpe le avevo regalate a una turca. Dai, davvero? Che gentile, che bello come Che gesto. contenta Che che ci era credo. rimasta, era una del gruppo della Della Turchia. Turchia. Dai. Perché tutte le volte ammiravo queste scarpe, erano scarpe vecchie, che io le avevo fatte rivestire. Ah, Però le scarpe erano non vecchie, Vabbè, erano erano usate. diciamo, certo. 2 volte le ho rivestite le scarpe, tutte e 2 volte regalate. Beh, bello però, Sì, un bello. bel gesto. Ma no, è bello, era un divertimento, era poi ti prendevi gli elogi della gente che c'erano, perché ti guardavano, poi sai c'era quella gente anche un po'. Diciamo, una volta c'era una ragazza, sempre vestita nel nostro gruppo, ma questa ragazza era menefreghista. Bella, se la camicia era pulita bene, se non era pulita lei non ne fregava proprio niente. Comunque stavamo sfilando e sentiamo questi 2 ragazzi, quelli che erano giovani. Si rivolta verso l'amico e mi fa: "E piresi gagliozza gusta!" No, zittia, la mia amica mi va: "No, Argentina, ha detto no, sono scofiaca se vi assegni." Non era occasione di assegni, non so. Eravamo vergognate proprio. Ma però non lei ne fregava sporca. proprio niente, però era vero, era sempre su, dice, questa camicia nera invece di essere bianca. Sai, ci facevano ridere, a noi ridevamo, però, ma lei mica ci è rimasta male. Non poteva essere contenti. Cesso. Perché sai, trovi quella gente di tutti i modi. Sì. E il rapporto con gli altri gruppi delle altre città? Sì, Com'era? facevamo amicizia anche con gli altri gruppi. C'è gente anche che si è fidanzata tra un gruppo e l'altro. Che bello. Cioè, a Fulignano ci incontravamo in tutte le feste. Certo. Certo, quindi Si comunque... cambiava qualche persona, però c'erano sempre i vecchi, diciamo. Certo, che bello. E quindi diciamo non c'è la rivalità, il nostro vestito è più bello, il nostro Sì, vestito è sì, più... sì, guardavano loro, molto. Eccoci. Allora, per tutti quelli che non sono sardi, caddozza vuol dire sporca, quindi diciamo quell'aneddoto che lei ha raccontato
raccontava del fatto che c'era una del gruppo che aveva la camicetta un po' sporca e qualcuno dal pubblico ha detto doveva essere una persona un po' sporca. Diciamo che era un aneddoto abbastanza simpatico, che appunto raccontava del fatto di come proprio, ovviamente loro tendevano molto a essere presenti, a essere ordinate, precisi. belle, perché appunto poi lo racconta anche per altri aneddoti, a loro comunque chiaramente faceva sempre piacere e vivevano la celebrazione di Sant'Efisio come una festa, quindi dove loro andavano a conoscere altre persone, dove andavano comunque a farsi vedere, perché c'era anche una parte di vanità, infatti quando gliel'hai chiesto certo. dice proprio c'era anche una parte di vanità che ovviamente comunque faceva piacere. Il bello della celebrazione di Sant'Efisio è che comunque è vero che c'è una parte molto sentita da parte di chi crede, ma è anche vero che comunque è diventata parte integrante della nostra tradizione, ed è una vera e propria festa. Per tutti, esatto, anche per chi comunque non crede o chi crede mezzo e mezzo, diciamo appunto quelle cose un po' così. Eccoci, allora quindi vi vogliamo far vedere altre due foto appunto degli abiti e poi così passiamo anche avanti. Allora, ecco, innanzitutto appunto questa è un'altra foto, questa invece è come potete vedere di questi anni, del 2018 questa o del 2019. Qua vedete altre tipologie di abiti, come vedete sono anche molto diversi. Sì, dalla zona. Esatto, dipende chiaramente dalla zona, a seconda appunto da dove vieni, chiaramente il tuo abito è molto diverso. Ok, queste sono del nord, vero? Queste che hanno Sì. la... Mi sembra che tempio, no. Eccoci, e poi Io sono a Campidanese, quindi... Esatto. Ecco, poi abbiamo qua invece, ecco, che arrivano successivamente, quindi dopo tutte quante le associazioni che invece vanno a piedi, sono seguite dai cavalieri, che come vedete appunto a volte, come in questo caso, abbiamo sia uomo che donna insieme nello stesso cavallo, oppure solo Cavalieri uomini, maschi o solo oppure donne? solo donne, esatto, dipende ovviamente anche appunto da chi ha il cavallo, chi possiede il cavallo, chi vuole comunque sfilare Esatto. con il cavallo proprio. E appunto, ecco, questi poi tra l'altro questi costumi sono veramente bellissimi. E come vedete appunto sono tanti anche i cavalieri. Sì, intervallati anche, Anche questi esatto, sono chiaramente intervallati sempre dagli strumentisti, quindi dalle persone, dai suonatori di Laonedas che appunto suonano. E tra l'altro un'altra cosa che vi volevo dire è che a partecipare sono ogni anno all'incirca 90 associazioni, ok? E in media sempre all'incirca 85 di queste intonano i sgocciutu. Gli sgocciutu sono la preghiera sotto forma di canzone che racconta la vita di Sant'Efisio, esatto. Quindi adesso intanto vi facciamo vedere, visto e considerato che il video con le Leonidas non ha funzionato molto, però chiaramente ci teniamo a farvelo vedere. Quindi datemi un istante, ve lo faccio vedere direttamente da YouTube. Ok. Allora.
Eccoci. Eccoci. Niente, oggi veramente con l'audio stiamo facendo un danno dietro l'altro e niente, purtroppo è così. Quindi adesso vi dicevo, una volta appunto che passano anche i... Aspetta, Irene dice non si sente l'audio. Non avete sentito niente delle Launeddas? Ah no, infatti diteci, non avete sentito nulla delle Launeddas? Perché ero convinta in realtà che riusciste a sentire almeno quello. Fateci sapere se non si sentiva soltanto, se non l'ha sentito solo Ireneo, se non si è sentito niente delle Launeddas, perché altrimenti le rimettiamo, vediamo, forse la terza volta No, non ho sentito nulla. non No, si no, non si sentivano. sentivano. Oh no, Prova col nostro. col nostro quale? Quello che abbiamo registrato noi da Sant'Efisio direttamente. Ma quello non Non si prende. sentiva proprio. Ai ai ai. Nulla. Oh, scusate. Veramente oggi non ne facciamo una giusta veramente con l'audio, non riusciamo a farvi sentire queste Launeddas. Perché bisognava andare a sentirle a Sant'Efisio. Esatto. Ok, allora aspettate un istante. Ci riproviamo. Esatto, ci riproviamo. Anche perché se a te ha emozionato la poesia, la lettera di Ballero, a me le Leoneddas mi fanno ogni volta venire i brividi. Esatto. Poi sentirle direttamente a Sant'Efisio, scendere la lacrimuccia ogni volta. Allora, aspettate. Forse ci siamo. No, perché Per non si niente. sentono? Perché bisogna veramente domani... Allora, ci riproviamo. Forse ce la faremo. Altrimenti sai che c'è, faccio un'altra cosa, aspetta. Facciamo così. Scusate che vi stiamo facendo aspettare. Vediamo se così riesco a farvelo sentire. Allora. Mandate il link così poi la sentiamo. Esatto, eventualmente sì, facciamo così, ragazzi, se proprio... Allora, vediamo questo. Ce l'avevo fatta! Allora, questo in particolare è un video che ha registrato Carol di Sonai e Tessi, l'aveva fatto appositamente per noi per la puntata in cui avevamo raccontato la storia della musica in Sardegna.
Sfortunatamente per tutta una serie di cose, anche perché era stata una puntata che è durata tantissimo, questo in particolare, questo video non eravamo riusciti a farlo vedere, quindi sono felicissima che però abbia risolto. Esatto, bellissimo. Sì, e quindi almeno comunque siamo riusciti. Ecco, queste sono le launeddas. Immaginatevi chiaramente una situazione dove sono tantissimi come quelli che avete purtroppo solo visto e non sentito nell'altro video, quindi però ovviamente come diceva Chiara, che diceva mandate il link, ve lo metteremo perché comunque è assolutamente da vedere. Perfetto, quindi innanzitutto grazie tantissime anche per le vostre parole di incoraggiamento perché comunque stava diventando una situazione un pochino complicata. Ok, perfetto, quindi adesso come vi dicevamo una volta appunto ogni volta che si passa da un gruppo a un altro ci sono appunto le launeddas e poi successivamente diciamo, a tutte quante ai cavalieri poi abbiamo i miliziani, ok? Quindi adesso ve li facciamo vedere, ok? Quindi in questo caso tanto non è neanche fondamentale l'audio, fortunatamente, perché almeno comunque così li vedete. Sono i miliziani, e appunto i miliziani che cosa facevano? Chi sono, chi rappresentano? Esatto, lo dici tu o lo dico io? No, vai. Ah, ok, proprio così, mi molli con... Ok, allora i miliziani sono la guardia scelta del santo. Loro avevano sin dai tempi, proprio dalla prima volta, dovevano mantenere l'ordine pubblico, era un vero e proprio corpo militare, diciamo, e si differenziano. Qua abbiamo sfortunatamente soltanto il video dei miliziani a cavallo, che appunto hanno la sciabola e la pistola, mentre i miliziani a piedi hanno la schioppetta, ok? Quindi appunto questi sono i miliziani e poi da lì, dai miliziani in poi, partiamo appunto con l'arciconfraternita, che è quella che vi abbiamo fatto vedere prima, dove ci sono le consorelle e i confratelli. Ok, poi abbiamo la guardiania, che erano appunto tutti i nobili, insomma, diciamo, le persone comunque di un rango elevato. E poi finalmente l'alternos, ok, che adesso appunto vi facciamo vedere. Ok, eccolo, ce l'abbiamo qui. Così siamo sempre un po' di parte, abbiamo soltanto il video di Raffaella Allostia, lo ammettiamo, appunto perché... La prima e unica donna per adesso. Esatto, quindi non potevamo non farvela vedere. Tra l'altro vi saluta tantissimo perché avevamo contattato, in realtà forse avrebbe potuto partecipare ma alla fine non ce l'ha fatta, quindi qua è qui mentre ci saluta. E poi appunto successivamente all'Alternos abbiamo poi finalmente arriva il cocchio. Con il cocchio di Sant'Efisio, a parte dopo allora, ci sono i confratelli. Hai invertito. Esatto, cioè all'Alternos, scusate, poi ci sono i confratelli e poi finalmente appunto abbiamo il cocchio di Sant'Efisio. Allora, adesso vi mostriamo, questo appunto è sempre Raffaella Allostia. Ecco, questi appunto sono i confratelli che come vedete portano la croce, quindi ci sono le consorelle e i confratelli. Eccoli qui appunto, ovviamente loro comunque pregano per tutto il tempo, sì. Esatto, come vedete appunto tutte le consorelle hanno in mano sempre il rosario e poi successivamente arriva Sant'Efisio. Questa è l'immagine dell'anno scorso dove Sant'Efisio purtroppo è stato portato diciamo non dal cocchio, perché ovviamente doveva essere una cosa velocissima, sia l'anno scorso che quest'anno. Sant'Efisio verrà fatto, cioè la celebrazione verrà fatta nell'arco di mezza giornata, perché lui andrà a Nora e tornerà a Cagliari nell'arco della mattinata, a differenza invece poi di come va normalmente, appunto che va con il cocchio. Adesso vi faccio vedere la foto. Allora, eccoci qua. Allora, aspettate, questo è il cocchio.
Eccoci qua. Allora, quindi vi dicevo appunto, finalmente arriva a Sant'Efisio. Chiaramente quello che noi vi stiamo raccontando sono tutta come si vede, diciamo, nell'ordine, però ovviamente dovete immaginarvi che tutta quanta la sfilata, La processione. diciamo, sì, esatto, scusate, la processione si dilunga, si sviluppa per diverse vie comunque del centro, ok? Proprio parte dalla parte alta della zona di Stampace, dalla chiesa di Sant'Efisio, fa tutta una serie di vie e poi si conclude quando il cocchio di Sant'Efisio arriva davanti al comune, perché ancora una volta cioè, potete vedere che ci sono la parte religiosa e la parte civile che si fondono. Nel momento in cui arriva davanti al comune, subito prima che il carro arrivi, c'è il momento di Sarramadura, che è il momento in cui tutto quanto il terreno, diciamo, la strada davanti al comune viene tappezzata di rose, esatto, petali di rose, e quindi adesso infatti vi faccio vedere quando il cocchio di Sant'Efisio arriva, le rose vengono buttate fuori dalle finestre, vengono lanciate dalle finestre del comune, e questo è l'effetto che si ha. Ecco, come vedete qua, noi fortunatamente il giorno appunto siamo riusciti a trovarci davanti al comune, proprio sotto le finestre, e quindi l'effetto, come vedete, era una cosa spettacolare. Tutte le rose che ti cascano, tutti i petali di rose che cascano addosso, ed è veramente una situazione bellissima. E in quel momento sta passando il cocchio di Sant'Efisio. E le navi Suonano, esatto. salutano anche loro. Sempre per questo problema passaggio dell'audio, in questo momento a rigore voi in questo video dovreste sentire l'audio di tutte quante le navi, quindi qualsiasi nave in quel momento sia attraccata al porto è tenuta, perché proprio ricevono il comando dal porto che devono suonare le navi in quel momento, quindi è esattamente nel momento, e stiamo parlando che questo più o meno intorno a 12:30 circa, perché esce a mezzogiorno dalla chiesa, forse sì, forse è l'una, esatto. Quindi loro sanno che a quell'ora specifica devono suonare, quindi suonano tutti quanti insieme, proprio a salutare il santo, che da questo momento in poi la celebrazione praticamente, diciamo, arriva fino all'ex Semoleria. Esatto, sì, vabbè, comunque tutti quanti loro arrivano appunto all'ex Semoleria, che è appunto una strada leggermente fuori dal centro, e quindi poi quello che succede è che ovviamente si conclude, quindi diciamo la processione vera e propria con tutti quanti i personaggi, diciamo, di cui abbiamo parlato, quindi comunque quelli a piedi, i cavalieri, le tracas, i miliziani lasciano la processione, e da quel momento in poi rimangono esclusivamente il cocchio con i due collaterali, che vi dicevo appunto sono quelli che lo accompagneranno per tutto il tempo, l'alternos, e vanno avanti, seguiti, in questo caso poi tutto il popolo, quindi chi lo vuole seguire lo segue dietro il cocchio, e chi vorrà potrà continuare, esatto, accompagnarlo per tutta quanta la strada. Esatto. Sì, cosa volevi dire? Se abbiamo qualche immagine di quando arriva a Giorgino. Allora, sì, abbiamo, allora, aspetta un istante, fammi vedere. Dunque, scendono no, allora, ecco, qua praticamente è quando perché noi abbiamo fatto una piccolissima presenza, diciamo, abbiamo seguito il cocchio sino praticamente alla prima tappa, che era la tappa di Giorgino, quando poi lui viene spogliato delle sue vesti della festa e gli vengono messe le vesti della campagna, diciamo, del viaggio. Come vedete, noi qua eravamo proprio nel pieno del popolo che stava seguendo il santo. Come vedete c'era veramente molta gente. Questo chiaramente è di 3 anni fa.
Sì. quando noi avevamo fatto la promessa che avremmo seguito Sant'Efisio sino a Giorgino, se fossero andati bene i tour, giusto, lo possiamo dire, avevamo fatto questo piccolo voto, e siccome erano andati veramente bene, era il primo anno, ed eravamo andate benissimo, e quindi l'avevamo seguito, e poi appunto abbiamo e poi siamo tornate, mentre poi il resto poi del popolo, diciamo dei fedeli, l'hanno poi seguito, esatto, tutti quanti i fedeli poi lo Abbiamo delle seguono. foto in notturna del rientro. Sì, esatto, perché poi quello che succede è una volta che il santo appunto arriva a Nora, viene fatta lì la messa, sta la cerimonia e poi ritorna, quindi il 3 È riparte. bellissimo anche quando passa di fronte alla Saras, quando arriva a San Roque gli fanno una bellissima festa. È bello anche perché Esatto. il passaggio a San Roque è durante la notte, quindi c'è il contrasto con la Saras, il santo. È molto molto suggestiva però non abbiamo immagini di questo, abbiamo immagini notturna del rientro a Cagliari che sono bellissime. Esatto, perché appunto, allora aspetta. Ecco, esatto. Allora, a Cagliari ovviamente la processione, cioè per il rientro, chiaramente è molto più piccola, ovviamente non c'è Più intima. esatto, diciamo non c'è la possibilità chiaramente di rifare un'enorme altra, tutta un'altra processione, ok, come può essere quella del primo, e quindi partecipano veramente soltanto i fedelissimi, diciamo, quelli che proprio se la sentono di fare, perché comunque stiamo parlando che torna più o meno in che ora? Dopo le 10 mi sembra. Esatto, all'incirca, quindi comunque verso le 10, le 11, e quindi sono pochissimi i gruppi che partecipano, perché chiaramente partecipano proprio per il loro esclusivo volere, diciamo, non c'è la parte, diciamo, di festa come poteva essere appunto quella di cui raccontava la signora Argentina. E queste appunto sono due immagini che abbiamo di quando siamo state anche noi. Oh, scusate, no, dall'altro lato. No, come non detto. Ecco, è questa. Ecco, come vedete, tutte quante le persone che camminano a piedi, tutti quanti i fedeli, hanno una candela in mano, ok? Quindi diciamo che è molto sentita, esatto, è molto suggestiva come situazione, assolutamente. Però come vedi c'è un po' meno gente. Certo, c'è sempre parecchia gente, però non è ovviamente il tanto comunque di gente che si può vedere. Ci sono comunque. meno turisti, è più intima. Esatto. E poi da qui quindi si sale e poi si torna nella chiesetta dove viene pronunciato viene sciolto il voto, esatto, e appunto e lo fa il presidente dell'Arciconfraternita, sì. ok? Benissimo, e quindi ovviamente intanto se diteci voi, adesso do un attimo uno sguardo ai commenti che non li stavo guardando, diteci voi se avete delle domande, se ci sono delle domande, delle curiosità, qualcosa che diciamo volete sapere. Chiara dice: sono Alice, siete super brave, grazie, ciao Alice, grazie. Benissimo, siete bravissime, perché state raccontando benissimo, grazie mille Alice, grazie. Perfetto, ok, quindi sì, il bello della diretta, benissimo, splendida signora Argentina, grazie Cinzia, è vero, è stata veramente bellissima. Ecco, Giovanna aveva detto, toccante pensare alle suppliche del per i propri figli in guerra, anche io mi sono commossa, ecco, vedi che non sono l'unica, grazie Giovanna, grazie mille, e grazie mille anche Emina, Marco chiede domani a che ora parte? Domani parte presto, perché l'incontro per i giornalisti è alle 8:15, io penso che partirà intorno alle 9, però non lo so Allora sì, domani diciamo che l'ordinanza del comune prevede che dalle 9 alle 11
Sicuramente ci saranno tutti i vari passaggi, diciamo, tra l'alternos che andrà in chiesa, farà la messa e poi Sì. insieme porterà la statua, diciamo, il Sì, sì, dalle santo. 9 alle 11 sono proprio chiuse al Esatto, traffico le vie del sono percorso di chiuse al Sant'Efisio. traffico sia automobilistico sia pedonale. Quindi purtroppo appunto allora noi abbiamo in realtà la fortuna, lo possiamo dire questo perché così noi domani faremo di tutto per fare una piccolissima diretta, perché abbiamo la fortuna di poter andare lì per il Corriere Sardo, che è un giornale sardo, che ci sta mandando per andare a fare appunto a testimoniare, insomma, fare un po' un articolo per il Sant'Efisio, e quindi appunto poi cercheremo di fare una piccolissima diretta per quel che riusciremo chiaramente a vedere. Considerate che ovviamente soltanto Videolina e forse quelli dell'Unione possono entrare in chiesa. Infatti Clara dice alle 8:30 inizia la diretta con Videolina, quindi Videolina e Sardegna 1. Sardegna 1, sì, ho detto bene Sardegna, Sì. sì, no, Videolina e Sardegna 1, esatto, che potranno appunto entrare, quindi appunto comincerà la diretta. Noi appunto cercheremo di raccontarvela il più possibile tra magari qualche post e qualche diretta che faremo su Instagram o su Facebook, e poi appunto chiaramente, sfortunatamente, insomma, speriamo di riuscire magari a rimandare all'anno prossimo. Speriamo appunto che l'anno prossimo si possa partecipare tutti quanti insieme e che veramente si possa tornare comunque ai fasti di un tempo, lo possiamo dire, ai fasti di un tempo, esatto. Perfetto. Grazie mille Mina, siete sempre brave, ben informate e simpatica e accogliente. Grazie mille Mina. Perfetto. Allora, Bene, io direi di salutarci dicendo a Trusannu su, Mellu su, perché non se ne può più e quindi a esatto. Trusannu Mellu su. Esatto, infatti. Intanto vogliamo ringraziarvi non solo per la presenza durante questa diretta, che infatti l'abbiamo portata anche per le lunghe, ma Sant'Efisio ce lo richiedeva, ma soprattutto per averci seguito durante questi mesi, perché sono stati dei mesi bellissimi per noi, perché abbiamo imparato molto. Esatto, abbiamo veramente imparato tantissime cose e è stato anche divertente, lo possiamo dire, è stato anche divertente. Però personalmente c'è da imparare di più, quindi bisogna fare le cose pratiche. Esatto. Perché gli odori, i rumori, le cose bisogna toccarle, vederle dal vivo, quindi per imparare bene bisogna fare le cose dal vivo. Questo è assolutamente verissimo, anche perché come vedete abbiamo avuto qualche problema con l'audio persino oggi, quindi comunque i rumori davvero non siamo in grado di farveli sentire, evidentemente, e tantomeno gli odori. Per quel che ci è stato possibile abbiamo cercato veramente di portarvi dappertutto a farvi conoscere il più possibile. Ora ovviamente noi abbiamo proprio deciso di interrompere qui perché è arrivato il momento di uscire, quindi voi chiaramente speriamo che ci continuate a seguire, anzi dovete assolutamente farlo, continuate a seguirci, noi chiaramente cercheremo di... Non più con i tour virtuali, ma con i tour reali. Esatto, assolutamente. Noi faremo di tutto nelle prossime settimane per organizzare dei tour, magari appunto se possibile nel comune, insomma dove c'è più gente, vediamo se siamo in zona arancione non ci si può muovere al comune. Vedremo come muoverci comunque senza andare a fare le fuorilegge. Esatto. Quindi assolutamente faremo di tutto per organizzare al più presto un'escursione in modo tale comunque da incontrarci dal vivo, esatto, perché questa è la cosa più importante. Quindi vi ringraziamo ancora tantissimo, davvero, ci vediamo prestissimo. Non so, c'è qualcos'altro che vogliamo dire? Esatto, alla prossima. Buonanotte a tutti. Grazie tantissime. Buonanotte, ciao.